Il medico forense, il nostro opinionista in sanità, è Giovanni Del Ben. Ben trovati. Il paesino di Ialmicco, vicino a Palmanova, è diventato famoso perché è la sede della centrale operativa della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Diventerà ancora più conosciuto perché 3 mesi fa la Giunta regionale ha deciso di collocare lì la centrale unica del 118, il servizio per le urgenze e le emergenze mediche. Certamente non saranno parcheggiate lì tutte le ambulanze, che invece rimarranno distribuite su tutto il territorio regionale in modo strategico, ma lì ci sarà la centrale operativa, in qualche modo il centralino che darà la risposta a tutte le chiamate e muoverà le ambulanze e anche eventualmente il soccorso. Finora e tutt'oggi le centrali operative erano e sono 4, una per capoluogo di provincia. Con la previsione della nuova delibera giunta regionale diventeranno una, le postazioni da 10 passeranno a 7 durante il giorno, da 8 a 5 durante la notte e gli infermieri passeranno da 53 a 35. In questo modo la previsione è di risparmiare circa 1 milione di euro all'anno. La delibera della giunta regionale ha avuto numerosi commenti, qualcuno favorevole, anche molto favorevole, ma comunque ha anche dato il via ad alcune perplessità. Eventualmente ci sarà sempre il tempo per migliorare, però questa stessa delibera conclude con una decisione importante, che è quella di dare l'avvio a delle azioni per creare le reti regionali che richiedono soccorsi immediati e destinazioni di alta specializzazione, ove si possono trattare per esempio le emergenze cardiologiche come gli infarti, quelle neurologiche come gli ictus, oppure le competenze e tutte le apparecchiature che servono per creare un trauma center di secondo livello, specie per le malattie della testa e della colonna vertebrale. L'auspicio è che tutto riesca per il meglio. E se qualcosa invece non dovesse funzionare, si potrà sempre chiamare il 118. Giovanni Del Ben, medico forense, il nostro opinionista in sanità, grazie.